Vanno cambiate le regole per quanto riguarda Equitalia, regole venete per i veneti e sì ad una Equiveneto, definiamola così. Il primo passo c'è già, Palazzo Balbi si muove per riscrivere le regole e far nascere Equitalia Veneto e dare un taglio al sistema che sta portando all'esasperazione molti contribuenti, ma la premessa è una e chiara. Non passi l'idea che non si pagano più le tasse, non si pagano più i debiti che si hanno. Se si adottassero le regole odierne si tratterebbe soltanto di un cambio di nome, avverte il governatore del Veneto, che detta i cambiamenti chiave per la nuova struttura. Innanzitutto c'è l'aggio e quindi la riduzione di questo 9% potrebbe essere una prima sfida. La seconda, io spero che il sistema Veneto non ci porti più le cartelle pazze. Ed infine le lungaggini. Noi sappiamo di storie, di pratiche rimaste nel cassetto per anni che poi sono costi finanziari per chi deve pagare. Nel frattempo anche la Caritas scende in campo, appello, basta vessazioni, il sistema di riscossione di Equitalia va cambiato e poco importa se si trasformerà in Equiveneto. Quando uno dice non sono riuscito a pagare i 100 euro, che cosa vuoi aggravare? Dico di più la situazione, che vuol dire che non è neanche il minimo. Parole che nascono dall'esperienza di ogni giorno negli uffici della Caritas. Noi vediamo alle volte sulla situazione per esempio del microcredito. Gente che ha avuto per esempio 3.000 euro di prestito, restituisce fino a 2.500-2.700 euro e poi non ce la fa. No. Cosa dobbiamo fare? Pignoramenti? E l'attacco alle sedi di Equitalia è un segnale preoccupante di quella guerra sociale già annunciata dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Attenti che non rischi di diventare il dar fuoco a una miccia che poi non si sa più spegnere.